Bello questo tifo da stadio o anzi da palasport che si sente in chiusura di sigla. Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi. Allora, seconda puntata di Sarà Serie A. Abbiamo cominciato la settimana scorsa con Valentina Diouf che è rientrata dalla Corea, che ci ha raccontato tutta la sua esperienza, ma che a un certo punto ha sentito il bisogno, l'impellenza di tornare in Italia e noi l'abbiamo accolta a braccia aperte. Siamo qua con questa rubrica che vi abbiamo detto, vi terremo compagnia durante l'estate ospitando delle atlete che per noi sono insomma i nostri gioielli. Sarà Serie A, però oggi è Champions, perché non potevamo non tributare insomma anche noi di Lega alla squadra, all'Antonio Carraro Conegliano, questo grandi complimenti davvero per un traguardo raggiunto, mirato e raggiunto veramente con una cavalcata fantastica. 64 vittorie con quella che c'è stata sabato sera dopo una partita strepitosa, lunghissima, un 3-2 veramente che ci ha fatto palpitare, devo dire, perché i primi 4 punti del tie break onestamente ci hanno fatto venire la goccia di sudore. 0-4 e poi invece solita reazione della squadra di Daniele Santarelli e alla fine insomma il volley italiano ha trionfato, quindi oggi non potevamo non avere qui con noi almeno una delle più grandi protagoniste che vado subito a presentare ed è, eccola qua, Raffaella Folì, che vi abbiamo annunciato anche in settimana con vari post sui nostri social, quindi non la vedo, spero che arrivi velocemente, eccola. Ciao Raffa! Ciao a tutti, ciao, scusate, mi sono bloccato tutto. Allora, tranquilla Raffa. Allora ragazzi, vi comunico, l'altro ieri quando ho chiamato la Raffa per chiederle se avrebbe avuto piacere a partecipare, pensavo all'inizio di aver sbagliato numero perché mi ha risposto una voce strana. Mi sembrava di parlare con Barry White. E poi ovviamente insomma ho cercato di andare indietro nel tempo a ricordare quando si vincevano trofei importanti come quello che ha vinto Raffa sabato sera e ho ricordato effettivamente che la voce era la prima ad andare via e l'ultima a tornare, quindi Raffa, come stai? Ti sei ripresa? Esatto, no, la voce è ancora più o meno quella, perché abbiamo urlato a squarciagola sta canzone, siamo in campioni d'Europa per 3 giorni di fila, perché non ci credevamo neanche noi ancora, veramente, sono stati 2 giorni dopo la finale pazzeschi, eravamo tutti insieme. A un certo punto qualcuno iniziava a piangere, tutti noi dietro di lui, poi si rideva, poi di prosecco, quindi sono stati 2 giorni veramente pazzeschi, non ci credevamo. Ma immagino, guarda, e poi la cosa figa, non so se succede anche a Conegliano, perché probabilmente in un centro così piccolo ormai siete ovviamente insomma il fiore all'occhiello, però la cosa figa è quando si vincevano dei trofei importanti, almeno a me capitava spesso, diciamo che a Matera io è stato il posto dove ho vinto un po' di più, per un mese si mangiava e si beveva gratis, te lo giuro, perché si andava ovunque, dai bevi, quindi immagino che anche sud poi sono calorosi. Esatto. Ma come avete fatto a festeggiare senza i tifosi? I tifosi è stato un po' la cosa che ci è dispiaciuta di più, perché i tifosi che abbiamo noi non ce n'è nessuno, veramente il Pala Verde sempre pieno tutti gli ultimi anni, però abbiamo ricevuto tantissimi di tutte le diverse tifoserie, diverse persone che ci mandavano gli auguri, che festeggiavano, che piangevano, che alla fine della partita, l'ultimo punto, che saltavano, brindavano. Bellissimo così. Beh, voi avete una lista di roba da festeggiare con i vostri tifosi che non lo so che spazio vi servirà quando sarà possibile tornare in contatto tutti quanti, perché veramente è impressionante. Ascolta Raffa, allora praticamente sabato ero al Palasport e qualcuno è venuto da me e mi ha detto, perché si parlava della formazione, quella che sarebbe stata scelta da Daniele per la partita, mi fa guarda, in forse la Folì perché ha qualche problema. Tra l'altro io ti ho fatto anche l'in bocca al lupo perché ho detto no, madonna, non ci voleva, così no. Poi vedo prima palla, se non ricordo male,
prima palla, cioè, Sì. sei uscita dalla rete così, quindi ho detto, ma Malaccio non mi sembra che stia, perché come No, ti no, senti? no, dopo la Coppa Italia, diciamo che io ero appena rientrato da un mesetto e sia Sara che Robin si erano fatte male e quindi ho dovuto fare molte più partite di quante ne aveva previsto il mio rientro graduale, no? E quindi dopo la Coppa Italia mi hanno dato 2 settimane di stop completo con tanti pesi, tante terapie e tutto, e sono rientrata pian piano e niente, poi ho iniziato a allenarmi regolarmente proprio una settimana prima della finale scudetto e niente, dopo la finale del scudetto comunque stavo bene, cioè non ho avuto problemi dalla scudetto alla Champions, diciamo meno lì. Raffa, per te è stata, cioè, una doppia soddisfazione, insomma, perché tu negli ultimi tempi hai fatto i conti con qualche infortunio di troppo, onestamente, e in uno, e io ero presente al palazzetto quando ti sei fatta male, proprio me lo ricordo, e devo dire che probabilmente, insomma, poi per te che avevi anche una concorrenza, hai una concorrenza di centrali intorno notevole, deve essere stata veramente una bella soddisfazione. Cioè, come ti sei svegliata la mattina dopo? Cioè, proprio il pomeriggio dopo, Mi ha no? La fatto il mattina, dritto? il pomeriggio. No, come detto, io in tutti questi anni che abbiamo vinto tanto qua con Emiliano, però anche il punto della vittoria così non ero mai emozionata troppo, diciamo. Però l'altro giorno in Champions è stato... Ho pianto per 20 minuti, così piangevo, ridevo, te non ci credo. Cioè, veramente quest'anno è stata dura perché ho ricominciato, ho fatto la Supercoppa, poi sono andata a Siviglia festeggiata, sono ritornata, ho iniziato un po' troppo presto, quindi mi sono rifermata, poi ho reiniziato, poi dopo la Coppa Italia di nuovo stop, quindi è stato mentalmente questa cosa, di non avere mai continuità né in partita né in allenamento, cioè è veramente duro, cioè prima o poi arrivi in punto ma dici ma basta, cioè ma chi me lo fa fare, ma vado a studiare, vado a lavorare, fare qualcos'altro. Hai Quindi vinto tu, arrivare però. poi in finale. Hai vinto tu Cosa? alla fine. Hai vinto tu alla fine, però, eh. Cioè, Ho vinto è la io tua. contro ste ginocchia. Brava, esatto, esatto. Cioè, per quella partita tu secondo me l'avresti giocata anche con una gamba sola, perché cioè, Esatto. avevi una cattiveria dentro, cioè, ti giuro, la prima palla, veramente, vabbè, al di là della prima palla, però, cioè, proprio la faccia da finale, no? Perché veramente quelli sono gli appuntamenti che non si possono mancare, no? Esatto, no, poi anche se hai tutti questi problemi durante l'anno, ma poi riesci a essere in campo in finale, cioè, ripaga tutto, poi vinci, cioè una vittoria così, giuro, la vittoria più bella di tutto il tempo che qua negli anni, indubbiamente. Eppure avevate vinto insomma un campionato del mondo per club dove comunque insomma siete confrontate con le squadre più forti, però credo che questa qua la Champions, perché era la Champions, perché era ovviamente rincorsa per 2 anni, fondamentalmente sì, dovevate soltanto confermarvi perché alla fine, però insomma immagino che affrontare la squadra di Giovanni Guidetti non sarà stato facile. C'è stato un momento in cui hai Sono avuto paura? fortissimi, mamma mia. Penso che siamo partite tutte quante un po' nervose, tese, perché c'era questa tensione di Champions da 2 anni che non riuscivamo a vincere. Sapevamo di avere di fronte la squadra più forte del mondo, cioè non so, per loro sono completi, non il reparto, cioè non hanno un punto debole, ci sembrava. E quindi siamo partiti infatti un po' contratte. Nel primo set abbiamo fatto un set bruttino il primo, e poi pian piano ci siamo sciolte e ci siamo concentrate più sul nostro gioco, cosa mettere in campo noi, no? E pian piano poi è andato, anche se eravamo sempre lì
anche eravamo... Non ti sento bene, Raffa, c'è un collegamento, aspetta, perché ogni tanto ti perdo. Mi vai a tratti, non ti sento bene, spero di essere solo io a non sentirti, magari da casa gli altri ti sentono. Hai una connessione che va e che viene, quindi ogni tanto perdo dei pezzi. Senti? Sì, ti sento a tratti, spero che magari da casa ti sentano bene. Vai. Cambia posizione. Ecco, brava, cambia, dai, vedi se ti metti in un posto dove sei... Vediamo un po'. Prova a parlare. Niente, non mi ricordo più cosa stai dicendo. No, vabbè, allora ti faccio io una domanda, perché al di là delle due centrali che avevi di fronte, Gunes e Rasic, che vabbè, la Rasic per me, anche se la partita di sabato non è stata di certo la sua migliore partita, ma hai avuto difficoltà con il loro posto 4? Perché io ho visto la Gabi, il suo movimento di braccio stranissimo, cioè quanto è difficile tenere quelle attaccanti, perché veramente fanno impressione, tra la Hack, Gabi, Rasic quando in forma, insomma veramente arrivano chiodi da tutte le parti. Sì, al di là degli attaccanti fortissimi, la giocatrice che faceva più paura era Ognjenovic. Ha Sì. una capacità di fingere, di fare le finte in palleggio che non, soprattutto al centro per leggere la palla dove va, è fortissima. In più la palla viaggia a una velocità, soprattutto anche con Hack, Barc, tutte quante, c'è una velocità immensa che magari non si nota così tanto in TV, però arriva sui palloni lì è veramente tosta. E in più leggere Ognjenovic che ti fa ogni volta delle finte e ti cerca di palla, quindi come detto, per me loro sono fortissimi veramente in ogni ruolo. Però siete state brave, perché non avete perso la pazienza, perché è una squadra che può farti perdere la pazienza proprio per il modulo di gioco che hanno, sì. Perché lo Ognjenovic intanto le avete tolto quella sua caratteristica del pallonetto, che lei finisce sempre con delle partite importanti, fa 6-7 punti soltanto con pallonetto di seconda, che mi fa venire un nervoso. Gliel'avete preso subito il primo, il secondo l'ha buttato nella rete, quindi almeno quella l'abbiamo annullata. Poi vabbè, tutto il resto. Però veramente complimenti, perché si è visto un livello di gioco, anche se a tratti magari è stata una partita fallosa, nervosa e tutto quanto, però devo dire avete espresso il massimo che potevate, veramente in maniera imbarazzante. Senti, adesso Raffa, ti concedi un po' di vacanza? Cosa? Ti concedi un po' di vacanza prima dell'Olimpiade? No. Purtroppo no. Niente. Io dovrei staccare la testa perché ne avrei bisogno, però vado adesso a Sevilla per fare delle terapie per le ginocchia, per essere a top per la nazionale, perché abbiamo un obiettivo immenso e sperando di far parte della squadra che andrà alle Olimpiadi, perché penso che abbiamo una squadra giovane ma adesso anche esperta e che può veramente far male e andare a medaglia. Quindi vado a lavorare per continuare il mio sogno, che è quello delle Olimpiadi adesso, e certo. Quindi lo stop massimo arriverà dopo la vacanza. Bravissima, mi raccomando, curatele bene queste ginocchia, perché alla grande ti voglio vedere alle Olimpiadi, cioè siete veramente, cioè non so, non vedo l'ora, immagino tu, ma figurati noi che siamo qua in attesa, non vediamo l'ora di vedere questa cavalcata, speriamo, sì. Incrociamo le dita dell'Italia, perché ve lo meritate, devo dire la verità, per tutto quello che avete fatto in questi ultimi 2 anni, ve lo meritate davvero, quindi sì. Curati, riposati un pochino, curati e poi... Sì. Ok, ascolta Raffa, allora
tu stai con noi, adesso io faccio entrare un altro ospite che magari avrà anche qualche domanda da farti, ed è Stefano Locatelli, giornalista di Sport, che ovviamente la pallavolo femminile la conosce perfettamente perché la segue da quando giocavo io, già c'era, anche se è giovane Stefano. No, diciamo che hai messo una pezza da quando giocavo io, però è giovane. Cioè, no, tu sei giovane. Okay. Sei giovane. Sì, va allora, bene, d'accordo. Stefano, comunque ciao Coach, ciao Raffa, complimenti, sì. Ciao, grazie mille, ciao. Stefano, te la sei togliere il wifi perché... Sì, tu intanto scollegati e ricollegati, intanto io chiacchiero 2 minuti con Stefano, approfitto di collegarmi con Stefano. Stefano, tu l'hai seguita questa cavalcata, vabbè, a parte di Conegliano, però anche il percorso di Novara, di Scandicci e Busto, perché fortunatamente quest'anno la Champions è stata seguita in maniera corposa da un punto di vista mediatico, quindi Sky è stata una delle TV che l'ha seguita più da vicino. Cosa hai visto, Stefano? Cioè, nel senso, da un punto di vista del movimento pallavolistico italiano ed europeo in generale, di cosa ti sei reso conto? Allora, secondo me, intanto la notizia bella di questa Champions League, ovviamente Conegliano a parte, Consu secondo me, è che il campionato italiano, la Serie 1 femminile, ha dimostrato di non avere solo Conegliano. Ha dimostrato che dietro Conegliano, che quante volte ce lo siamo detti, per le avversarie battere Conegliano è un bel problema. Bisogna trovare delle soluzioni, bisogna inventarsi un mercato, anche se vuoi di fantasia, per cercare di migliorare la qualità della tua squadra. Però dalla Champions, io da commentatore esterno mi viene da dire: il campionato italiano è in grande salute. E la cosa bella è che appunto non c'è solo Conegliano. Hai parlato di Novara, hai parlato di Scandicci, hai parlato di Busto Arsizio, che forse è stata la vera sorpresa di questa Champions League, perché quello che hanno fatto le farfalle quest'anno dovremmo anche ricordarlo, perché brave le Pantere, ma oltre alle Pantere che hanno graffiato c'erano anche le farfalle che hanno fatto veramente un grande percorso in Champions League. E poi non dimentichiamo Monza, perché c'è anche Monza che ha fatto una grande stagione, hanno vinto, quindi insomma metti un po' tutto insieme. Ti dico, mi aspetto, sono curioso di vedere l'anno prossimo. La qualità del campionato sicuramente aumenterà, perché leggo di nuovi arrivi. Io ammetto di non essere il classico giornalista appassionato del volley mercato che va a chiamare i procuratori, le giocatrici, vai, non vai, queste cose a me non interessa, mi piace leggerle, però ecco, sono veramente veramente curioso di vedere il campionato nel prossimo anno, perché adesso noi abbiamo, diciamo, nominato solo le prime della fascia, però ad esempio Cuneo, perché non ricordare Cuneo, il bel campionato che hanno fatto anche le ragazze piemontesi. Insomma, devo dire che il movimento femminile anche quest'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, è stato un successo. Poi io a Sky ho seguito sia le ragazze, ma ho seguito anche i ragazzi, e devo dire che quest'anno le ragazze hanno fatto meglio anche in TV. Giusto, facciamo questa piccola chiosa, cioè dobbiamo riconoscere che le ragazze, soprattutto le ragazze di Conegliano, ogni volta che giocavano hanno sempre avuto ottimi ascolti, quindi significa che c'è sì il lato sportivo da sottolineare, ma c'è probabilmente anche qualcos'altro. Si vede che le Pantere stanno simpatiche, e quando si legge che vanno in TV probabilmente la gente è anche curiosa e ha voglia di vederle. Cavoli Stefano, 1 milione di persone sfiorate che hanno guardato il tie-break di questa partita, non è, cioè, tanta roba per noi, no? Nel senso che tantissimo. Veramente un grandissimo risultato, e poi tutto quello che c'è intorno da un punto di vista dell'attenzione mediatica. Io è ricomparsa Raffa, te la lascio poi se tu se hai qualche domanda da fare. Io
allora, allora, siccome immagino che a Rafa avranno fatto tutte le domande del mondo, quindi non sto lì neanche a dire che bello, com'è stato, l'emozione, vabbè. Io faccio... Le dico una cosa, perché lei ha detto che adesso non può riposare, ok, Consu? Allora, perché deve andare a Siviglia, deve andare a fare il check-up, deve andare a fare il pit stop, poi deve tornare, deve fare le Olimpiadi. Poi il problema è che deve tornare, ma tra le 100 milioni di cose belle che hanno fatto quest'anno le ragazze di Conegliano c'è anche questo record che zitto zitto continuano a migliorare, no? Siamo arrivati a 64, che per la Rafa e le compagne non è certo una bella notizia, perché di solito cosa succede, no? All'inizio della stagione tu dici vabbè, iniziamo, anche se perdiamo una partita chi se ne frega, perché tanto no, sono obbligati a vincere, quindi queste ritornano, no, dovete vincere perché ne devono vincere almeno 9 per raggiungere il pacchi, vero Rafa? Cioè anche il problema di dover dire non posso stare un attimo tranquilla, questa è la sostanza. Bravo, bravissimo, ecco, adesso abbiamo la pressione di vincere questo record di partite che alla fine conta poi tra virgolette poco, però adesso parlano tutti di questo, quindi bisogna... Rafa, posso dirti una cosa? Allora, io ti auguro di superarlo il record, ok? Però credimi, se poi perdi anche qualche partita, ma vinci quelli importanti, a noi va bene lo stesso, te lo posso garantire. Quelle contano. Esatto. No. Ascolta, no, Rafa, ti volevo chiedere... Però posso dire, è vero, magari... Scusate. Aspetta un secondo. Mi fermo. Vai, no, volevo soltanto chiedere alla Rafa, perché di tutti i club, che anche questa è una notizia, cioè nel senso che poi con tutte le trasferte, tutti i viaggi e tutti i giri che avete fatto, voi siete stata l'unica squadra probabilmente, o comunque delle top team, che non ha avuto un caso di Covid. Cioè, come vanno fatto vivere? Io questo sono curiosa di capire. Cioè, come avete fatto? Come avete fatto? È il prosecco. Esatto, è il prosecco che tiene lontano il Covid. No, penso che abbiamo avuto un po' di fortuna sicuramente, però a parte palestra e casa abbiamo visto veramente poco quest'anno, cioè, anche i giorni liberi pochissime ragazze tornavano a casa e quando rientravano sempre tamponi. Io penso di essere tornata a casa una volta forse, neanche lì con l'ansia, con le mascherine a casa, perché poi più andavi avanti, ti avvicinavi alla fase finale, no? Certo. Noi nessuno aveva ancora niente, no, adesso ti becca ogni tampone nuovo, tutti negativi. Sì, un altro di ansia, è stato verso la fine, c'era un bel po' di ansia, perché l'hanno preso tutti, solo noi no, quindi dovevo arrivare da noi. Guarda, io ti voglio dire una cosa, cioè io questa riflessione l'ho fatta spesso. Avete dato, oltre che l'idea di una squadra forte, veramente fatta di professioniste, cioè proprio la serietà, perché credetemi, cioè credimi Raffa, io ho avuto paura, esattamente come te, no? Quando pensavo, voi vedete che queste si avvicinano alla fase conclusiva dove ci sono le partite che contano e cioè non è possibile, e invece no, rigorose, come io vedevo appena finivate la partita entrava in campo Gianfranco, chi per lui, a distribuirvi mascherine immediatamente, quindi veramente davvero complimenti a voi sicuramente, allo staff, alla società che ha fatto un lavoro anche di protezione intorno a voi, ecco, vi ha, come dire, messa, secondo me siete state messe nelle condizioni proprio migliori per poter portare a casa tutti i risultati, e del resto quando era finita la stagione così per il Covid, che anche lì stavamo vincendo tutte le partite, non vedevamo l'ora di fare sta Champions, abbiamo appena vinto il mondiale, poi è finita così, siamo ripromesse. Ora raga, stiamo qua tutto un altro anno almeno e l'anno prossimo vinciamo tutto, non ci ferma nessuno, neanche il Covid. E poi così, stiamo rinchiusi in casa, in palestra, e
e niente, ce l'abbiamo fatta. E poi fiumi di prosecco, Sì, tutti i nostri sponsor prosecchi sono stati felici, ci hanno mandato milioni di bottiglie. Oh, se ti avanza qualche bottiglia manda, perché c'è sempre gradita da noi. Va bene. No, ma se posso fare una considerazione magari prima dei saluti, perché poi abbiamo scherzato sul discorso legato a questo record, che magari rispetto a una Champions League vinta, rispetto a un mondiale per club, magari può avere un sapore diverso, però io da esterno dico, ragazze, siete a tanto così da fare un record che, non so, se lo fate rimarrà nella storia, cioè prima che un'altra squadra riuscirà a fare quello che state facendo voi, è da tenere bene a mente. E mi piace sentire Rafa che dice l'anno prossimo vinceremo ancora, perché spesso dall'Italia si guardava la Turchia dicendo guarda il Vakif, guarda l'Ex Agibasi, stavolta forse saranno loro che dalla Turchia buttano l'occhio da noi e dicono guarda Conegliano, ragazzi, la squadra più forte del mondo ce l'abbiamo noi, è in Italia, continua a vincere. Mi piace perché l'ha detto anche Consu, io l'ho vista la partita, ero lì, la guardavo da bordo campo, vi ho viste tutto l'anno, e la cosa bella secondo me di Conegliano sono i sorrisi che vi regalate l'una all'altra durante la partita, cioè come se ci fosse una consapevolezza della vostra forza, ma al tempo stesso questa forza sia accompagnata da un grande senso di appartenenza, da un grande senso di amicizia che spesso nelle grandi squadre non c'è, perché è vero, i grandi professionisti quali siete spesso giocano, l'importante è vincere, però secondo me voi andate oltre questo, voi siete grandi professionisti ma siete anche grandi amiche, e questa cosa si percepisce ed è ancora più bella. Bello, guarda che filosofia che hai tirato fuori. È anche tanto merito di Pietro, il nostro presidente, perché ha messo insieme delle individualità che veramente combaciano alla perfezione. Anche tutti gli anni nuovi innesti sono sempre fatti veramente benissimo, e poi ovviamente il gruppo, quello che c'è qua da 4-5 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto insieme, erano le cose più piccole, e poi abbiamo alzato la nostra asticella degli obiettivi che volevamo raggiungere. Quest'anno è andata benissimo. Fantastico. Facciamo un complimento anche a Daniele Santarelli, che è un ragazzo giovane, bravo, educato, preparato, modestissimo, che potrebbe tirarsela da qui a Parigi, e invece è la persona più semplice del mondo. I complimenti che gli facciamo soprattutto per l'ultima chiamata che ha fatto al tie break, perché l'ha vista solo lui quella palla lì. È vero. Incredibile. Ragazzi, il video dell'anno, veramente. Di noi non l'ha sentito nessuno, neanche Paola, penso, che è sempre la prima a fare il hashtag. Sì, esatto. No, proprio zero. Ma non si vedeva neanche dal replay, io ero davanti al monitor, non lo vedevo, no. Cioè proprio è stato top, veramente top. Senti, Raffa e Stefano, vi faccio entrambi due domande. Raffa, voi fate la lepre un po', no? Come squadra, perché siete quelli che stanno invogliando le altre squadre a rinforzarsi, nonostante le difficoltà, perché è difficile comunque arrivare ad una rosa esattamente come quella del Conegliano. Detto questo, stiamo sentendo di arrivi, probabilmente dopo le Olimpiadi ne arriveranno delle altre di giocatrici forti. Anche tu hai visto un campionato in crescita in questi ultimi anni, no? Ormai sei dentro questo campionato da un po', e cosa ti aspetti l'anno prossimo? Io penso che l'anno prossimo sia il campionato più combattuto da quando gioco io in Serie A, e ho visto le voci, poi non sono robe ufficiali, però penso che ci sono almeno 4 squadre che sono allestite per vincere tutto, anche c'è veramente. Poi è sempre la cosa che dicevo prima, no? Dipende come le individualità giocano insieme.
Però tanta roba, non vedo l'ora che rinizia tutto perché sarà spettacolo anche l'anno prossimo, di sicuro. Sì, sono certa che insomma sono particolarmente contenta anche perché un campionato di questo livello poi ovviamente si riflette, Stefano, su una nazionale, perché queste ragazze 7 mesi sono nei loro club e giocano. La cosa che ha detto Giovanni Guidetti a fine partita è stata: probabilmente loro sono abituate più di noi a soffrire, perché nel campionato italiano loro magari soffrono un po' di più, perché Daniele, se mette fuori tutta la squadra titolare, ok, e vuole vincere contro Novara, contro Scandicci, contro Monza, probabilmente ogni tanto un reinserimento lo deve fare, no? Deve rimettere dentro 1, 2, 3 giocatrici. In Turchia questo non succede, diceva Giovanni. Io se faccio giocare la seconda squadra vincono, comunque vincono, al di là delle prime due, del Fenerbahce, del Galatasaray. Esatto. E invece qui probabilmente no, Stefano, è un po' più complicato. Sì, è più complicato, però veramente, come ti dicevo prima, io non vedo l'ora che inizi questo campionato, però io prima ancora che inizi il campionato, giustamente qui siamo ospiti di chi organizza il campionato, però io aspetto prima ancora le Olimpiadi, perché come diceva Raffa, siamo giovani, però siamo brave, cioè abbiamo già la testa, siamo lì, siamo concentrate, abbiamo un obiettivo e devo dire che queste ragazze sono fantastiche. La vittoria di sabato di Conegliano mi è piaciuta per come è maturata, quel 4-0 che dicevi nel tie break, cioè abbiamo vissuto un po' di sconforto, cosa succede? No, non è possibile, ma la forza è andata oltre. Piano piano hanno rimontato e hanno vinto, e io mi aspetto che con questo atteggiamento le ragazze di Conegliano che giocano in nazionale e anche le altre della nostra nazionale facciano a Tokyo in occasione delle Olimpiadi, perché le nostre ragazze, le nostre pallavoliste italiane veramente hanno ormai una consapevolezza tale che niente ci è precluso, e quindi noi che siamo anche tifosi possiamo sognare. E prima di tutto tifosi. Assolutamente. Ragazzi, allora siamo arrivati alla fine. Volevo fare un ultimo complimento alla Raffa, perché oltre ad essere una grande atleta, poi a me piacciono quelle che hanno una fisicità come la sua, che saltano tanto, che sono brave. Cioè, così. Fare sempre il doppio lavoro degli altri perché sono delle nane. Vabbè, però se stai in campo e sei una nana, come ti definisci tu, ci sarà un motivo. Nonostante questo, nella tua intervista che hai rilasciato ieri, forse, che ho letto, mi ha fatto molto piacere che tu abbia battezzato Sara Farr come la futura centrale, probabilmente tra le più forti al mondo, e sono d'accordo con te. E quindi insomma, però devo dire a Sara Farr che deve ancora star lì ad avere un po' di pazienza, perché finché ci sarai tu in queste condizioni dovrà soffrire. Aspetta un attimo, io ho detto 10 partite all'anno, tu giochi tutte le 60 e il resto esatto. Ragazzi, io veramente vi ringrazio tanto, perché siamo stati qui 35 minuti a chiacchierare. Come al solito il tempo vola, soprattutto con ospiti simpatici come te, Raffa, e anche te, Stefano, e quindi alla Raffa non possiamo che fare un in bocca al lupo grandissimo, sia per la sua questione io sono già azzurro. Esatto. E quindi e cercheremo, insomma, nelle settimane prossime, quelle che ci separano da queste Olimpiadi, appunto, di avere qualche ragazza, strapparla magari ai loro raduni nazionali, una mezz'ora a chiacchierare con noi, così ci faremo raccontare come procedono le tappe di avanzamento verso questo evento che, insomma, aspettiamo da 5 anni ormai. E quindi si conclude anche oggi la seconda puntata di Sarà Serie A,
Noi ci vediamo sicuramente Ciao, la Raffa. settimana prossima. Ciao Consu. Grazie a Stefano, grazie alla Raffa. Buona estate, buon lavoro. Buon lavoro e buon tutto, e ci vediamo la settimana prossima, ok? Grazie, ciao, ciao, ciao.